oggi siamo qui per festeggiare quello che è meta, cioè quello che è l'obiettivo finale, guarire e tornare alla vita. Ed è stata davvero una festa quella di ieri al Palasport di Cimadolmo. Festa tra i tavoli e festa dei tanti che hanno seguito da casa la diretta di Antena 3. L'occasione è stata la sfilata di moda delle Amiche per la Pelle, associazione che riunisce e sostiene le donne che affrontano un tumore al seno, che Graziano Dall'Acqua con la festa dell'asparago ha voluto fortemente nella struttura gestita dalla Proloco. Abbiamo portato avanti una sfilata, passatemi, che va oltre il vestito. Abbiamo portato avanti una sfilata che premia tutte quelle signore che si mettono in gioco e che hanno la volontà di andare avanti. Sono tutte mie colleghe, siamo tutte colleghe. Prima, quando è entrato quel dottore lì che si chiama dottor Balestieri, c'è stato un Nola e quindi ognuna di loro ha passato un'esperienza, diciamo, importante. Vi dico che tra loro c'è una ragazza che stamattina era in oncologia e ha fatto la terapia. È molto timida di solito, però lei stasera ci vuole essere. Io non ci credevo, però Fabio, lei è qui. Ed è questa la forza di queste donne che con il sorriso hanno affrontato il palco, così come anche con la grinta del gruppo hanno affrontato il cancro. Perché i momenti, sicuramente ci sono dei momenti in questo caso un po' difficili, però la forza del gruppo aiuta tantissimo e anche serate come questa aiutano l'umore e noi sappiamo che l'umore buono aiuta anche a superare tante difficoltà. Anche dalla Regione un sostegno per le donne che vivono questi momenti difficili, che rischiano di allontanarle dal mondo del lavoro. Con i fondi comunitari che sono gestiti dal mio assessorato, noi mettiamo a disposizione delle reti che proprio prendano la donna, che in questo caso è la nostra ammalata, che è una donna coraggiosa, che vuole riprendere, e le accompagna verso il nuovo posto di lavoro o il mantenimento del posto di lavoro. Uno spettacolo che non è stata solo una sfilata. 7 quadri presentati al pubblico, dai cartelli sulla bellezza che la malattia non deve umiliare, ai palloncini rossi per dire che i risultati si ottengono mettendoci il cuore. E ancora i guantoni per combattere il tumore, fino al brindisi per il traguardo della guarigione. Quasi una ventina le donne di tutte le età che hanno varcato le quinte tra gli applausi degli spettatori per i vestiti, per la sfilata, ma soprattutto per la forza d'animo che hanno dimostrato a tutti. Per me è sempre un'emozione sfilare con loro, con l'associazione, nonostante tutto quello che abbiamo passato noi, è una forza e tutti noi insieme siamo una forza.